Buonasera, ben chiatats a Gnovis. La Polizia di Stato di Trieste ha indagato per diffamazione e dam di informazioni, dati, programmi informatici, 4 femminis italiani, tutti residenti pur regione, che sono stati protagonisti di insolenci e menacci via social al vicepresidente regionale Riccardo Riccardi. Il stesso Riccardi aveva presentato denunce ai questure di Trieste, portante tanche provis i messax vuts. Plens di Continuous Novax, la parte firmata di WW. La parte dai profili in realtà false e i risultati essi gestiti da 4 persone indagatis. Sono 1382 news infetti di Covid-19 in Friuli Vignesi e Giulia in queste ultime 24 ore, a fronte di 6.556 tampons tra molecolari e antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, intanto che i pazienti ricoverati in altri reparti sono 155. Nessun decesso è stato investito registrato. Une barafuse violente e sclopate in tal cur de gnot a Trieste, insomma, a Vial, 20 settembre. Arrestato ferito in maniere serie, è stato un quarantino forest, trasportato all'ospedale di Catinara. In tal corso de barufe sono stati estratti anche curtis e bastons. Alle reste di capì, però, la motivazione de barufe che stanno anche mo indaganti e agenze de questure triestine. Sinistri sul lavoro a quel San Florean di Polcenic che stamattina un operario di cittadinanza rumene di 45 anni, dipendente di un'edita di Pordenone, ha colato di un schiale di un'altezza di 2 metri. L'impatto è stato violento, culomp che ha perduto i sensi. Immediati soccorsi prima dai colleghi e dopo dal personale sanitario intervenuto con un'ambulanza di Mania e con i soccorsi di Belun. È stato portato in elicottero a Udine. Si è studiato di nota 71 anni Antonio Tozzi, già questore di Udine e Gurizze, aveva fatto tutta la sua carriera professionale in regione. Ieri è entrato in Polizie di Stato in tal 1973, quando al termine del corso gli era stata assegnata a scuole Arleves di Trieste. Di lì gli era stata impegnata in tal compartimento di polizie ferroviarie e dal Puerto Marittimo e polizie di frontiere e dopo a polizie postali, prima di assumere l'incarico di questore di Gurizze in tal 2008 per dopo cuvierzi la stessa Chiari a Udine dal 2010 fino al pensionamento in tal 2014, quando ieri in Staz conferì i sigilli de città e quel dall'Ateneo. Un sglavina alla creat che stamattina diverse criticità e certi dams in monte, massime in zone des Dolomites Furlanis. A riferirlo all'estate il sindaco di Fordisore Marco Lenna. Tra le situazioni anche modi risolvi, in particolare i dams patiti di diversi sbaitis a quote alte al demani sciistic. I lavori per vaia e antignuta la sclariti il sindic, ma sono certi ponzi di metti in sicurezza. La boveda cridule non l'ha creato dams a persone su abitazioni e questa è la spiette prioritari. Alle di intervenire sulle demani sciistiche danneggiate e sugli sbaitis, un altro segnale che i flums avranno nettats e disglereats. E accetterà i studenti da Uccellis il NUF convit la ex caserme Duodo di Udine dismetude desierade dal distretto militare. La guardia è stata tra regione di decentramento regionale e comune di Udine che ha scelta la destinazione di uso dal stabil in passato convente dai paris missionaris. Il stabile, alla sclarita Francesca Laudicina, ha bisogno di un intervento profondo di rifasimento e di un'analisi approfondita sulla sicurezza sismiche.
E ieri vade in Friuli Vignesi Giulia la Fogula Alpine de Memorie e de Tradizione partì dai 6 di giugno di Ventimiglia e che il suo viaggio si concluderà il 2 di luglio a Trieste. Il viaggio è stato organizzato per celebrare i 150 anni de nascite dal Quarp dai Alpins. La Fogula Bue e le partite di Conean e passante di Pordenone dopo di misdì e ieri vade a Tumiece. Tapis intermedis a Muris di Ruvigne e Chiavacci. Il prossimo mai Udin e il Friul e ospiteranno la Dade d'Oglie dal Quarp. E Sabide Udin all'ospiterà la Gnot Blanchie con avvenimenti di albe fin a Gnot Fonde, Andi Fevele, l'assessor comunale Maurizio Franz. Beh, Sabide doi di lui partissero che sono ormai diventato una tradizione, cioè i salts estivi, cioè le svendite che vengono fatte dagli operatori commerciali di città. Ecco, in che occasione qua anche il Comune fa la sua parte, organizzando tutta una serie di iniziative che partiscono già a Binore, perché siete a Binore, un spettacolo che non si può perdere, sarà in Piazza Libertà a Uden, che si esibiranno due artisti furlans col pianoforte a coda e quindi un arc di une che senz'altro al può rendere piacevole anche gli va a Binore, insomma, per chiararci che sono le bellezze anche delle nostre piazze e delle nostre città. Ecco. Dopo la sera sarà il gran finale perché non fa mezzo di sera, tra il di Uden si invece esibirà Francesco Gabbani, quindi un grandissimo artista e già i biglietti sono là a Roma, per cui insomma direi a noi non state a piedi se che spettacoli che sono archi di uniche per questa città. Ospitalità autentica e portate ad alte deno gastronomie di qualità. Si presenta così Sapade Sauride, festival arrivata e seconda edizione che proponerà dal 1 al 10 di lui cercis, menus tipics e percorso a teme a quote alte tra Sapade e Fordi a Voltri. La manifestazione organizzata di consorzi Sapade Dolomitis Tourism con l'appoggio di Promoturismo Friuli Venezia Giulia e è stata presentata questa mattina a Udine e presince tra che altri dall'assessor regionale e attività produttivi e turismo Sergio Bini e di Fabrizia Meroi, nominata chef dall'anno pal 2022 de Guide l'Espresso e che è stata informata dai 3 pirons assegnati de Guide Gian Barrossa sul ristorante Laite a Sapade. E per queste sere alle tutte l'appuntamento con Gnovis al torne domani sempre a Nuf Mancul Vince. Buone serate a tutti.